Amici bellini, dovete mettere la formazione del fantacalcio perché si gioca già oggi, nonostante ci sono ancora turni di Europa League, di Conference League da fare. Ma ieri ci siamo guardati la Champions, o meglio, stavolta non ho guardato tutte le partite, tutti i gol, tipo diretta gol, ho guardato l'Inter perché ci interessa moltissimo. Una piccola analisi, cominciamo. Allora, controllate che siate iscritti al canale perché oggi non funziona proprio niente. Ieri Michele, che non solo è iscritto ma è anche abbonato, YouTube gli diceva: perché non ti abboni a questo canale? È gratis, iscrivetevi al canale o controllate che siate iscritti al canale e lasciate un like per l'analisi tattica che per una volta arriva in preventiva per i nostri avversari. Questa è una cosa che, avendo tempo a disposizione, volevo proprio fare e ne approfittiamo perché comunque l'Inter è la squadra che è interessante, ha giocato, lo abbiamo potuto guardare nel turno di Champions contro l'Arsenal, quindi andiamo a vedere un pochino. Ci spostiamo e partiamo sempre dalla cosa che mi piace di più, insomma, una delle cose che mi sfizia è vedere come le varie squadre si mettono sul calcio d'inizio e come parte la partita. In questo caso l'Arsenal fa un po' una finta, fa finta di non vedere e parte direttamente con un passaggio in avanti, perché in quella zona del campo giustamente l'Inter stava un pochino, insomma, però non stava occupando quella zona e provano a sfruttare questa situazione, poi non sviluppano bene. L'Inter nel primo tempo qualcosina la crea, perché poi sto leggendo di gente, catenaccio, trapattoni eccetera eccetera, fino ad un certo punto. Partiamo dal presupposto che l'Inter ha deciso di fare un ampio turnover e qua si comincia a vedere una squadra che ha strutturato la rosa in base a tutti gli impegni che avevano, e questo ampio turnover che effettivamente c'è stato, perché hai tolto Barella, hai tolto Thuram, hai tolto Bastoni e già da ognuno dei reparti hai tolto uno pesante. Poi ditemi voi se Acerbi è ancora titolare o se lo può essere De Vrij, potrebbe cambiare poco, però Dumfries da una parte, hai tolto Di Marco e hai messo Darmian dall'altra parte, forse anche per fare una partita un po' più difensiva su Saka. A centrocampo l'hai recuperato Çalhanoğlu, però metti sia Frattesi che Zielinski che di base partono dalla panchina quando c'è Mkhitaryan e Barella. Insomma, l'Inter che si gioca le sue carte col Venezia, perché ragazzi non si inciampa in campionato, non si può inciampare in campionato, quindi col Venezia full force si rilassa, fa un po' di turnover in Champions, anche perché la Champions è lunga, stanno abbastanza tranquilli e comunque portano il bottino pieno a casa. Quindi la Champions che ti cuba punti, in questo caso da grande consapevolezza, ti dà soddisfazione alla seconda linea. E qua vediamo uno Zielinski che poi ha fatto anche una partita molto accorta, perché era Frattesi che aveva la libertà di andare, Zielinski si abbassava un pochino, ma anche Frattesi ha difeso nel primo tempo, ma ci arriva. In questo caso vede, Zielinski c'ha due piedi, lo sappiamo benissimo, vede Dumfries che sta arrivando di gran carrera, praticamente solo sul lato destro, e poi prenderà il pallone e prenderà una traversa clamorosa di collo esterno, di controbalzo, dopo averla fatta rimbalzare. Palla che, come l'ho disegnato bene, lasciate il like, è arrivato proprio sulla traversa, bellissimo, veramente pericoloso. Qua l'Arsenal non ci ha capito niente, e Dumfries è stato quello forse che è stato più pericoloso, che è andato al tiro anche nel secondo tempo. L'America è una bellissima donna, se riesci a farci l'amore sei ripagato, se non ci riesci. Quello che però è fondamentale è che hanno ritrovato Çalhanoğlu. Ora in questi minuti si parla del recupero di Lobotka e si dice dovrà decidere Conte, ballottaggio aperto con Gilmour probabilmente, e vediamo, perché Lobotka lo sappiamo che è molto molto importante, non per quello che fa Çalhanoğlu, perché Çalhanoğlu conclude, tira dalla distanza, la palla questa volta arriva bassa, non l'ha tirata così
posso riprovarci, invece un poco meglio. Ma Çalhanoğlu fa tutto il lavoro che deve fare da regista, ovviamente 19 rigori su 19 mica è poco, e ti fa anche tanta fase difensiva. Lobotka ti fa regia, ti dà il ritmo alla squadra, come passare il pallone, a quale frequenza far girare la palla, ti fa la fase difensiva, non ha cambi di gioco che contro l'Inter potrebbero essere fondamentali. Quindi oltre alla scelta di non rischiare Lobotka, se la palla passa per Gilmour potrebbe azzardare qualche cambio di gioco importante, perché l'Inter si muove a blocchi e lo vedremo. Qui per farvi vedere insomma com'è compatta l'Inter e come puntano ai raddoppi, i famosi raddoppi che poi fanno soffrire i vari Kvara, o i raddoppi che fa il Napoli con Politano e Di Lorenzo. Vedete che qui credo che l'11 sia Martinelli adesso. Esatto, Gabriel Martinelli. Gli va Dumfries e c'è subito il raddoppio di Frattesi, in modo tale che Pavard può rimanere in zona centrale, perché ci sono poi gli inserimenti dei centrocampisti. Nel primo tempo l'Arsenal una sorta di 4-4-2 mascherato, Havertz che insomma svaria per tutto il campo, Trossard che si muove anche molto, ovviamente Saka è il punto di riferimento a destra, però non ha avuto una partita molto brillante. Merino che ha la possibilità di andare, con Partey che ti mantiene un pochino la barca, insomma l'equilibrio, mantiene un pochino la posizione. I due terzini dell'Arsenal, Timber e White, vanno a seconda del momento, con Gabriel, se non ricordiamo Gabriel, e Saliba in difesa. Ma vedete come l'Inter è compatta, stringe le linee, la linea dei tre centrocampisti risulta qui. Questo è Taremi che dà una mano, dall'inquadratura ci manca solo Lautaro, poi si è abbassato Darmian. Bissek ha fatto una partita pazzesca, mamma mia, e questa è poi la forza della squadra, quando tu dici faccio tanto turnover, sì, però chi ho messo dalla panchina? Bissek è stato decisivo nella partita contro l'Arsenal. Insomma, la sensazione che l'Arsenal non potesse segnare mai contro quest'Inter che si copriva bene, io l'ho avuto. Tra l'altro questa è l'azione in cui avviene il pugno di Sommer, molte polemiche, onestamente qua bisogna parlarci chiaro, perché ci sono altri esempi simili. E purtroppo, fatemi vedere se ve lo posso far vedere, cioè, si vede da questo mini doppio frame, Merino tocca prima il pallone, che poi lo tocca a Sommer nel pugno, nell'uscita di pugno, e poi dopo gli dà un pugno proprio in testa. Allora molto spesso tu dici ma io ho toccato il pallone, e l'arbitro ti risponde ma non basta toccare il pallone se poi c'è l'incolumità dell'avversario di mezzo, quindi l'imprudenza, la troppa foga, la negligenza, non mi ricordo nemmeno come si dice da regolamento, mi potete aiutare voi, però ci finisce a dargli un pugno in testa, ha toccato il pallone, ma capite, però come vogliamo essere ancora un po' più chiari con questo regolamento, così non c'è dubbio. Qua l'arbitro dice no, niente, cioè, ha toccato il pallone, calcio d'angolo, insomma, però mettetevi d'accordo, perché abbiamo visto volte in cui è stato dato come gioco pericoloso e altre volte no. Quindi da un rigore non dato al rigore invece dato, qua contendono il pallone in gamba tesa Taremi e lo stesso Merino, se non sbaglio, protagonista proprio assoluto, che poi la prende col braccio. Io qua direi pochi dubbi, perché la palla stava anche andando verso la porta, non era un tiro, era un intervento, però sta mano larga, e purtroppo o per fortuna per gli interisti è il rigore. E il buon Çalhanoğlu questa volta, che di solito la mette sempre precisa da un lato, in questa volta la tira centrale, la palla finirà qui, e ci dirà anche una cosa che secondo me è una bugia. Dice oggi ho provato a guardarlo fino alla fine e poi l'ho messo morbido. Di solito carcio forte, no? Il famoso carcio fino, carcio e pepe, calcio forte sull'angolo. Sono felice, voglio continuare a segnare. Certo, ma a me è sembrato che lui guardasse il pallone fino alla fine, fino al tiro, che proprio il portiere non l'abbia guardato proprio. Poi magari ha fatto una corsa un pochino più lenta, il portiere si è buttato un po' prima e quindi lui sente il portiere andare, perché poi anche se non lo guardi magari con l'ombra degli occhi
vedi il giallo del portiere che se ne va da una parte e vai dall'altra in sicurezza, però io non l'ho visto che stavo guardando fisso il portiere. Bugie buone, bugie bianche. Spaventoso, assolutamente spaventoso. Nel secondo tempo l'Arsenal mette dentro Gabriel Jesus, che non è un misto tra Gabriel Magallanes e Juan Jesus, ma è l'attaccante, e insomma allarga un pochino Saka e cercano di creare, di isolarlo, come stava capitando a Martinelli nel primo tempo. Ma l'Inter ci mette la pezza, abbassa anche Zielinski insieme a Darmian, e Saka ha molte difficoltà perché poi non è più un 1 contro 1, è un 1 contro 2 con Bissek che guarda e può anche intervenire come terzo marcatore. In questo caso il pericolo più grande arriva da calcio d'angolo, dove qui è Dumfries che ribatte sulla linea di fondo, cioè proprio mi pare un colpo di testa di Gabriel, e qua sulla linea. E poi un altro pericolo lo sventa Sommer, c'è un tiro da parte di Arvez che che prova il tiro a giro morbido, una sorta di pallonetto, indietreggia Sommer e la toglie dall'angolino. Sono state altre occasioni per vie centrali, perché a me è sembrato che se fai cross a questa Inter loro sono comodissimi nel difendere, hanno il raddoppio sulle fasce, si stringono poi perché anche i centrocampisti, quando la mezzala viene ad aiutare l'esterno, il centrocampista centrale si aggiunge poi al centro insieme ai tre difensori e sono tantissimi di loro, si abbassa anche l'altro esterno che non è coinvolto. Dopo lo vediamo con l'analisi tattica, proprio con la lavagnetta tattica, ma in questo caso sempre Havertz ha un'occasione pazzesca, e qua anche un po' di mazzo, bravissimo Bissek a intervenire, però la palla la devia, non la stoppa completamente, la deviazione però porterà la palla fuori, e quindi Sommer lo va a congratulare. Grande partita di Bissek. Una delle occasioni più clamorose capita al ragazzino Nwaneri, 17 anni, mamma mia, si libera bene, e vedete per vie centrali, in questo caso però mi sa che questa azione si sviluppa perché Aslani non è Çalhanoğlu. In questo caso già ci sono state tutte le sostituzioni, l'Inter passa al 5-4-1, attenzione, ne dobbiamo parlare, con l'inserimento di Di Marco. Aslani non copre le linee di passaggio come fa Çalhanoğlu. I rumori pazzeschi che stanno succedendo qua sotto. E Nwaneri trova il pallone, qua si trova l'imbarazzo di De Vrij che deve rompere la linea per andare a prenderlo, però si gira bene, il tiro però la linea è sbagliata, il tiro però finirà alto, e questa è un'azione abbastanza clamorosa, stiamo proprio sullo scadere della partita. Nello specifico un paio di cose che mi fa piacere vedere ma che conosciamo anche già, ovvero Çalhanoğlu che si abbassa tra due dei difensori quando l'Inter sviluppa da una parte, quindi in fase di costruzione ci sono sempre tre uomini, in questo caso restano Pavard e De Vrij, e abbiamo Bissek così, e così alto poi Darmian, abbiamo in questa zona Dumfries, quindi la volontà di Çalhanoğlu di fare il regista basso ti permette poi di spingere tanto le ali, e questo ci potrebbe tenere molto molto bassi i nostri esterni tipo Politano. Dobbiamo veramente capire come se la vuole giocare Conte. Qui i raddoppi su Saka, e qua vediamo Darmian e Zielinski che vanno in raddoppio, quindi grande sacrificio, il che permette Bissek, nel caso nostro sarà Bastoni, di accorciare e di riempire l'area per eventuali cross che possono spiovere. Il Napoli ne sta facendo pochissimi di cross, quindi non sappiamo se questo sarà uno dei tentativi del Napoli di attaccare. Noi sappiamo che più che lasciare l'1 contro 1 con Politano, al massimo noi ci inseriamo con un Di Lorenzo che arriva, e quindi Bastoni o chi per lui dovrà anche tenere un occhio se noi attacchiamo con più uomini. Ma ricordiamoci bene questo per vie centrali, che potrebbe essere una soluzione che il Napoli deve sviluppare. Se tu ci metti Lukaku lì e fai il faccia e fronte con Acerbi, che può essere Acerbi, può essere De Vrij, che sono abituati a marcare a uomo i grossi centravanti, ricordiamo tutti Holland, ricordiamo altre volte, insomma, è capace che gli dai un vantaggio, e abbiamo visto con l'Atalanta il non avere Retegui è stato un vantaggio per l'Atalanta. Si potrebbe pensare a qualche falso 9, addirittura avevo pensato Neres falso 9 che viene dentro e non lo acchiappi più.
Però, senza andare così nello specifico di una cosa mai fatta e la vai a provare proprio con l'Inter, si possono provare altre soluzioni. Si può provare un Raspadori che ti viene più dentro, più mobile, si può provare un Gong, si può ritornare a una situazione di 3-4-2-1, quindi con i due trequartisti che si avvicinano alla punta, chissà. Chissà, vediamo il Conte domani in conferenza Cocia ci dice. E questa è la situazione che vi volevo far vedere quando l'Inter passa a 4 a centrocampo, inserendo Di Marco per una punta, togliendo poi, perché aveva tolto Lautaro, mettendo Thuram, toglie anche Taremi e mette Di Marco aggiungendo altri terzini, perché Darmian resta nella posizione sua. Vedete la linea di 5, si aggiunge Di Marco sulla fascia davanti a lui con Mkhitaryan, qua c'è Aslani che è uscito sul portatore palla, c'è Barella e Thuram che dà una mano. 5-4-1 proprio detto dal labiale di Inzaghi, perché stavano subendo un pochino le iniziative dell'Arsenal, non pericolosissime, ma stavano perdendo campo. Insomma, chissà se un Arsenal con un Osimhen, con una punta vera, o gli dai un punto di riferimento, o sei un pochino più pericoloso, perché qualche cross spiovente alla fine è arrivato e l'Inter ha avuto vita facile col seno di poi, ma la vedi una punta vera pericolosa lì al centro? E l'Arsenal se lo può chiedere. Io questo valzer dei centravanti ci interessa moltissimo, dobbiamo ragionare, dobbiamo capire se Lukaku è la partita sua o no, però Lukaku con l'Inter, Conte con l'Inter, Lautaro, sono dei temi interessanti. Vedete quanto attack momentum alla fine all'Arsenal non riesce a sfondare. Chiudono con più XG, almeno un gol l'Arsenal avrebbe dovuto fare. Stanno arrivando un po' di meme sul gruppo degli abbonati, Siete forti, perché è arrivata il tweet, me lo sono chiesto proprio stamattina, ma Aurelio non gliel'ha fatti i complimenti a Trump? È una cosa che ci aspettavamo data a 1 e infatti sono arrivati. Make Napoli great again. E c'è anche questa versione qua tra Angelo e Tore, ci stiamo divertendo tantissimo. Vai, arrubate. Insomma, i rumori aumentano a casa mia e questa mini analisi dell'Inter ci fa vedere che è una squadra che in campionato ha concesso qualcosina, secondo me, specialmente quando li aggredisci sul possesso palla, se non li fai ragionare, perché se li fai ragionare loro hanno le distanze a memoria, lavorano insieme di squadra da tanto tempo e sanno come fare. Se li aggredisci forte, cosa che l'Arsenal non ha fatto, potresti metterli in difficoltà, ma si sono anche riposati con tanti effettivi. Diciamo che questo è il 3-5-2 dell'Inter, con Çalhanoğlu che si abbassa. Adesso vedremo se ci sarà, credo di nuovo Barella con Mkhitaryan qui, Thuram e Lautaro. Non c'era Thuram con Lautaro, c'era Taremi un pochino più non più statico, ma insomma non falcate alla Thuram. E insomma è proprio tosta, e andarcene sulle fasce la vedo difficile. Io sto ragionando per un Napoli che vuole attaccare, un Napoli che vuole difendere contro l'Inter. Secondo me non è il massimo. Se è vero che col Milan ho detto giocatela a viso aperto, e con l'Atalanta no, perché l'Atalanta comunque era pericolosa, con l'Inter devo dirti state attenta un po', perché ma lo sai benissimo, lo sai molto bene. E vediamo, sarebbe bello vedere qualcosa di nuovo, qualcosa di inaspettato che possa prendere in contropiede anche Inzaghi. Ma l'Inter si muove a blocchi quando si sviluppa in questa zona. L'Inter può muovere tutti i tre e abbassare uno degli esterni e diventano a 4 con i centrocampisti che danno una mano, e sono abituati ai raddoppi anche con le mezze ali. Quello che loro fanno bene, muovendosi a blocchi molto stretti e molto compatti, potrebbe essere solo messo in difficoltà da cambi di gioco importanti. Quindi se loro stanno così, vedete che c'è un po' di spazio libero nell'altra zona, quindi un cambio di gioco, se Kvara riesce a trovare poi l'altro esterno, credo Politano dall'altra parte, potresti mettere in difficoltà. Ma si muovono bene, devi far girare velocemente la palla. Sono solidi perché hanno preso 0 gol loro e l'Atalanta in Champions. Ma la Champions ti ruba punti, ti cuba punti, cubarsi i punti che lui si è sfacciato la fa.
ma in campionato qualcosina l'hanno concessa, quindi possiamo sperare. Domani vi arriva la conferenza di Conte, dopodomani vi arriva il pronostico sicuro, certo con la simulazione, quindi abbiamo tempo per ragionarci. Vediamo se recuperiamo Lobotka, non sarebbe male, sarebbe anche sfizioso vedere Spinazzola al posto di Olivera, magari dai un segnale che te la vuoi giocare, sempre che Spinazzola ce la fa fisicamente, questo non lo sappiamo. Da New York, dove i rumori tra un po' renderanno impossibile qualsiasi mio tentativo di video, è stata dura anche questa perché mi dovevo fermare, dovevo lasciarli fare, eccetera eccetera. Lasciate un like se avete trovato qualche interessanza in questa mini analisi sull'Inter. Approfondiremo, perché questa è una partita che ti può dare una svolta alla stagione, specialmente se però andiamo piano, perché anche se su dove nessun niente prudenza.